Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un attimo di pazienza, eccoci qua, ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, lo spazio dedicato per quanto riguarda la pagina politica settimanale. Vedete già collegato con noi in bassa frequenza e lo saluto Enzo Cattaruzzi direttamente dal suo studio. Buon pomeriggio Enzo, Ciao ben Mar, ritrovato. ciao Mar, benvenuti a tutti. Senti, la settimana scorsa ci eravamo lasciati con un importante punto di domanda, no? Si parlava durante il nostro intervento dell'uscita di Letizia Moratti dalla maggioranza per quanto riguarda la Lombardia e poche ore dopo ha confermato la sua candidatura alle prossime regionali nella regione probabilmente più importante d'Italia a livello economico. Questo episodio ha provocato una sorta di bingo, perché sembra, pardon, una sorta di domino, no? Un effetto Sì, domino per quanto riguarda, anche bingo possiamo dire, ma comunque effetto domino anche dalle come dire, nostre parti, no? sì, sì. Beh, certamente ha mosso un po' le acque perché anche dalle nostre parti si stanno organizzando con questo terzo polo che con questa candidatura sta attirando altre nuove candidature, anche qui in Friuli Venezia Giulia sta muovendo, anche perché il Partito Democratico ancora fermo, sta aspettando, diciamo così, i congressi, nonostante qui in Friuli ha un nuovo segretario, insomma stanno andando da fare, però la politica non è ancora chiara, per cui molte persone, molti amministratori sono anche in attesa, anzi erano in attesa, e questa notizia della Moratti, che tra parentesi lascia il centrodestra per trasferirsi al centro, un centro liberal democratico, che offre ai cittadini una nuova prospettiva politica. Quindi questo influirà certamente sulla città di Udine perché va al voto nel prossimo anno, insomma qualche mese, no? Ormai i giochi stanno già facendo e quindi anche il comune di Udine sarà un punto di riferimento molto importante, ma ci sono anche le regionali e le regionali noi sappiamo bene che è sempre un'incognita, no? Pur sapendo che il centrodestra è molto forte in questo momento dove diciamo così, Fratelli d'Italia ha veramente il dominus completo del centrodestra, però sta flettendo sia Forza Italia che la Lega, quindi questi elettori dovranno cercare casa. Certamente non, io penso, non cercheranno casa a sinistra. Certo. Senti, questa nuova disposizione del terzo polo ricorda vagamente chi la definisce una sorta di destra storica ante tanti anni fa, insomma, Sì, io e te non eravamo ancora nati. Chi parla di una destra storica stile fine anni 50, anni 60, vicina magari più all'area pre-fanfaniana, via dicendo. Chi invece dice è la nuova Casa delle Libertà. ma la destra ormai sta prendendo piede come un partito conservatore e lo dimostra il fatto che la Premier Meloni è presidente dei conservatori a livello europeo, quindi un salto di qualità politico di non poco conto. È chiaro che Forza Italia in questo momento sta dando un contributo, diciamo così, tra virgolette, di sangue, non di poco, perché molti elettori sono trasferiti alla corte della Meloni. E la Lega sta arrancando perché in qualche modo deve recuperare e quindi questo governo ha una maggioranza solida, però una competizione
se possiamo dire così, come ai tempi del pentapartito, dove certo. era sempre la DC era egemone, I però famosi avevamo... franchi tiratori, tanto per essere chiari. Esatto, esatto. Diciamo, non tutte le leggi avranno un percorso facile, a mio modo di vedere. Noi abbiamo l'altra volta parlato appunto di questo effetto domino in Italia, ma principalmente dalle nostre parti. Tu hai accennato innanzitutto per quanto riguarda Udine. A livello regionale, visto che si parla tanto di questa lista Pedriga, sta cosa della Moratti, secondo te, quanti spostamenti ci saranno un po'? Sicuramente molti della Lega, almeno di quello che si sente in giro, cercheranno di affluire in Fratelli d'Italia. Qualcun altro dovrà trovare la posizione, no? All'interno del listone oppure dall'altra parte. Beh, diciamo così che in politica non sempre 1 + 1 fa 2, qualche volta fa 40, ma potrebbe fare anche 1,5. Per cui la lista certamente del governatore sarà una lista competitiva, forte, perché cercherà di mettere della gente che ha molto consenso e per cui, insomma, anche se sono uscenti, eccetera, insomma, no? Però svuoterà in qualche modo la Lega e qualcuno che si terrà escluso cercherà altri lidi. Ma attenzione! Perché il terzo polo, diciamo così, di ispirazione calendiana e renziana, ha anche degli estimatori, diciamo così, nell'ambito di Confindustria, nell'ambito dei sindacati, insomma si sta muovendo. Voi sapete che in politica, diciamo così, 6-7 mesi sono tanti, perché Certo. mentre noi vogliamo avere sempre una novità, no? Una novità Mhm. in tutte le cose. Nella politica vogliamo avere tutto, sì che simplicita, tutto fatto, come anche adesso il governo sta lavorando, però noi vorremmo che subito prendesse delle decisioni quando anche l'altro è stato 1 anno e mezzo da Mm. prendere. Cioè Però abbiamo fretta, abbiamo permettimi di fretta. dire, Enzo, se permetti, c'è stata anche una campagna elettorale dove l'attuale maggioranza di governo ha promesso fatti e non Certo, chiacchiere. E dunque, certo. se dopo un mese, diciamo circa un mese che è stato insediato il governo, mettiamo 15 giorni tra i vari passaggi burocratici, eccetera, è chiaro, non puoi dire, ma quelli di prima quanto tempo ci ha messo? La gente ti dice, io ti ho votato, mi hai detto che Sì. fai, dunque fai, È stop. vero, questo è vero, però ci sono anche dei meccanismi parlamentari che in qualche modo Ma non tutti lo sanno, questo è il problema. ma questo prima o dopo la gente anche lo capirà, perché la burocrazia non solo parlamentare, ma anche la tecnicistica parlamentare, i suoi iter, insomma, io penso che a fine dicembre avremo delle sorprese dal punto di vista del bilancio, perché non ci sono, cioè, non ci sono fiori, diciamo così, che arriveranno, ma arriveranno anche dei sacrifici, perché anche la guerra in Ucraina non è una cosa di poco conto, forse non ci si rende conto ancora che torneremo indietro di qualche anno dal punto di Certo. vista economico. E qui stiamo viaggiando ancora con una visione rosea, ma prima o dopo i nodi arriveranno al pettine, no? E quindi Chiaro. anche a livello regionale, voglio dire, a livello regionale cose buone sono state fatte, perché il fatto di portare le tasse sotto l'egida della regione è una cosa buona, perché questo vuol dire che c'è autonomia, quindi le scelte le faremo qui, non tutte, ma insomma gran parte saranno Mhm. fatte qui, e quindi vedremo anche la dislocazione delle risorse dove andranno a finire, Certo. perché noi siamo in un momento, dopo il terremoto, la nostra regione è stata riammodernata molto bene, ma sono passati 40 e spacca anni, e quindi dovremo anche rimodernare qualcos'altro, insomma, no? Dal punto di vista economico sappiamo che abbiamo degli hub da mettere a posto, un San Giorgio Nogaro, Trieste, ma la provincia di Udine, come abbiamo detto la scorsa volta, ha delle grosse lacune, insomma, una classe dirigente non si fa ancora vedere, non riesce ad incidere, e quindi Pordenone e Trieste in qualche modo sono i dominus della situazione. In questo momento Udine è un po' come me, che per chi mi sta guardando da casa, in penombra, no? Tanto per essere chiari, no? Non a Però, caso la scelta è voluta, proprio per far capire alla gente che alla fine le cose non si fanno in 448, come giustamente hai sottolineato tu. Senti, ma soprattutto la cosa che lascia perplessi, almeno secondo i rumors, che in vista dei prossimi rinnovi, dunque le scadenze della prossima primavera, ci sarà la probabilità che molti comuni piccoli o medio piccoli o medio grandi, ci sarà la probabilità che in molti comuni si presenterà un candidato solo, o addirittura ci sarà la cosiddetta lista civetta per evitare il commissario, no?
Io penso che questo è un fenomeno che sta crescendo, anche perché ci saranno molte liste civiche, perché molti partiti certe aree non vogliono rischiare la figuraccia, anche perché, diciamo chiaramente, non è come una volta che ci sono anche una massa di iscritti, oppure gli iscritti che fanno in questo momento i partiti non sono degli attivisti, non è gente che si dà da fare, va lì perché in qualche modo ha una passione per la politica, specialmente i giovani si stanno avvicinando piano piano, però quando c'è da un'assunzione di responsabilità, ormai i partiti giustamente chiedono competenza, ma anche una certa levatura, diciamo così, professionale, perché evidentemente i bilanci di comune non sono dei bilanci molto facili, Certo. e quindi abbiamo bisogno di gente anche preparata. E Il allora problema è che manca quello, no? Manca gente preparata, perché le quello è il liste problema. civiche forse nei comuni verranno fatte in maniera trasversale, dove l'identità del comune, insomma, è un momento, diciamo così, ancora di transizione non da Tra poco. l'altro, se permetti Enzo, la cosa molto importante da sottolineare, perché molto spesso si critica magari i sindaci dei piccoli comuni, ah, quello così, quello colà. C'è un piccolo particolare da ricordare ai nostri amici, che il sindaco rischia improprio, nel senso vale la regola di una società di persone, perché se lui accetta, diventa sindaco, ha la stessa funzione di un socio a responsabilità illimitata, cioè non risponde solo per quanto riguarda la sua parte operativa in comune, ma se fa errori importanti, risponde anche in solido extra comune, tanto per Non farla solo, chiaro. non solo, ma agisci sempre con il procuratore dietro la porta, no? O la Questa è la Corte cosa dei Conti, o importante. addirittura la Procura della Repubblica. In qualche modo deve essere anche diuturnamente dedicato al comune, perché non è uno scherzo in questo momento. Ecco, io sono assertore dei sindaci a tempo pieno, perché ormai abbiamo bisogno delle persone che siano in comune a rispondere H24, come si dice, perché noi ne abbiamo bisogno in questo momento anche straordinario. Vedremo un momentino cosa succederà, ma io penso che molte liste civiche si prepareranno magari assieme ai partiti che in questo momento ritengono di essere forti. Noi abbiamo visto Renzi al 40%, poi ha flettuto in maniera molto significativa. La Lega con Salvini, adesso c'è la Meloni e vediamo, insomma, noi abbiamo bisogno di stabilità. Certo, è una cosa molto importante. Senti, per concludere, poi ti lascio. Intanto stasera ricordiamo per chi ci guarda in diretta, ma anche per coloro che magari più tardi si sintonizzano su Friuli TV, stasera avrai un'importante presentazione, mi risulta, no? Sì, vado a Zoppolo a presentare il libro che ho fatto tempo fa, un anno fa, il libro di Prima e dopo Aldo Moro. Io ritengo appunto che la politica ha avuto una cesura in quei tempi, in tempi abbastanza complicati, dove si è fermato un po' quel confronto di cui noi abbiamo ancora bisogno, insomma. E vedo che c'è molto interesse da parte delle giovani generazioni, ma anche di chi vuole ripercorrere un significativo, diciamo così, momento di politica che, ahimè, ci manca. Certo. Bene, grazie Enzo Cataruzzi, ti diamo appuntamento alla prossima settimana come sempre per queste pillole di informazione politica dal territorio e dalla lontana, in particolare dalla lontana provincia dell'Impero. Buona serata per quanto riguarda insomma Buon l'impegno fine che ti settimana per atterrà tra voi e qualche ora. naturalmente complimenti per l'attività. Bene, Alla grazie, prossima. grazie Ciao a Marco. Enzo Cataruzzi, grazie a voi Ciao. gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Chiaramente le ulteriori news nel corso del pomeriggio sul nostro sito Friuli TV, probabilmente avremo anche un break per quanto riguarda il web giornale. Altri appuntamenti, siamo qua e come si dice dalle nostre parti, mandi e alla prossima. Mandi. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.